Sono appena arrivate notizie bomba dal Napoli. E noi torniamo con un altro emozionante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le informazioni più recenti e rilevanti. Prima di tuffarci in questo elettrizzante argomento, ricordatevi di mettere mi piace al canale e di iscrivervi per non perdervi nessuna novità. Oggi abbiamo un argomento che sta generando grandi aspettative sul futuro del nostro club. Qualcosa di straordinario sta nascendo dietro le quinte del Napoli. Adrian Ismaili, centrocampista albanese dell'Empoli, si sta distinguendo come una delle grandi sorprese della Serie A in questa stagione. Le sue solide prestazioni hanno attirato l'attenzione di Napoli e Juventus, soprattutto dopo l'impeccabile prestazione con cui ha annullato Romelu Lukaku nella partita contro gli azzurri. Ismaili, che fa parte di una difesa dell'Empoli sorprendentemente tra le meno perforate del campionato, conduce statistiche impressionanti. Delle 337 uscite difensive della squadra, 111 sono sue, di cui 55 di testa, cifre che lo pongono al vertice della Serie A. Ha soli 27 anni. Ismaili è cresciuto molto nelle ultime 2 stagioni ed è ora considerato uno dei centrali più costanti del campionato. La Juventus ha già mostrato interesse dopo l'infortunio di Bremer. Ma ora il Napoli si è inserito nella corsa al difensore, che potrebbe essere un rinforzo strategico per la squadra di Antonio Conte. Vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli. Pensate che Adrian Ismaili possa essere una buona scelta per rafforzare la difesa del club? Ha il profilo necessario per mantenere la difesa solida e competitiva? Condividete le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi per rimanere aggiornati su tutte le novità e gli sviluppi del mercato del Napoli.